Aggredita 2 volte in pochi minuti. A Sesto una donna è scampata a un tentativo di violenza sessuale, con un doppio atto di coraggio. Cosa ha permesso alla vittima di fuggire per ben 2 volte? E com'è possibile che i carabinieri abbiano arrestato l'aggressore in meno di 5 minuti? Scopriremo insieme la dinamica dell'attacco, il ruolo decisivo di un runner e la prontezza che ha assicurato il responsabile alla giustizia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. È successo in pieno giorno, nel primo pomeriggio a Sestu, in una zona periferica. La vittima, una donna di 33 anni, è stata avvicinata e bloccata da un uomo di 34 anni, ospite del centro di prima accoglienza di Monastir. L'aggressore l'ha palpeggiata e gettata a terra, con l'intento di violentarla. Ma la donna ha reagito. Il primo tentativo di aggressione è stato interrotto dal passaggio provvidenziale di un runner. L'aggressore si è distratto e lei è riuscita a divincolarsi e scappare. Ma l'incubo non era finito. L'uomo l'ha inseguita, raggiungendola vicino a casa sua per un secondo tentativo. Nonostante il terrore, la donna è scappata di nuovo e ha chiamato subito il 112. A questo punto entra in gioco l'eccezionale prontezza dei carabinieri di Sestu. Grazie alla chiamata immediata e alla descrizione precisa dell'aggressore, i militari hanno attivato una ricerca a lampo. Il risultato? L'uomo è stato individuato, bloccato e arrestato in flagranza di reato in meno di 5 minuti dalla chiamata. Ora si trova al carcere di Utah. Un intervento record che ha dimostrato un'efficacia incredibile nel contrastare la violenza. Il coraggio della vittima e la rapidità dell'intervento hanno chiuso il caso in un tempo record. Questo episodio evidenzia quanto sia cruciale chiamare immediatamente il 112 e fornire dettagli più precisi possibile anche nei momenti di panico. Dimmi, come possiamo far sì che tutte le donne in Sardegna si sentano incoraggiate a denunciare immediatamente, sapendo di poter contare su interventi così rapidi ed efficaci? La violenza sessuale non deve trovare spazio nella nostra isola. Iscriviti, metti mi piace se sei rimasto sorpreso di questo arresto record e commenta con la parola basta per lanciare un messaggio forte contro questo crimine. Io non finirò mai di ringraziarti per avermi dedicato il tuo tempo. Stammi bene e ci becchiamo per il prossimo fatto di cronaca.